questo accoltellamento, questa serie di accoltellamenti. Ieri alle ore 13:40 3 bambini ed una maestra che è stata un'eroina, praticamente ha fatto da scudo umano per proteggerne quanti più possibili, sono stati aggrediti. Appunto si vocifera da questo aggressore algerino, cinquantenne, comunque è verosimile che non sia appunto un autoctono, e c'è stata questa aggressione veramente terribile. Foglia un istituto, il Penal Square East. Insomma, questi sono i fatti di cronaca che vengono meno chiaramente riportati dalla stampa mainstream, oltre a quello del quale vi racconterò tra poco. Sempre in questa settimana è stato ucciso un ragazzo di 16 anni, reo colpevole di essere bianco. Ma andiamo in ordine e ovviamente gli argomenti delle ultime ore sono quelli delle varie manifestazioni delle femministe, non una di meno. Ieri ha organizzato a Milano la cosiddetta passeggiata arrabbiata, il nome è tutto un programma dove in realtà si fomenta l'odio. Ecco, il filo conduttore di tutti questi avvenimenti e soprattutto di questi toni così accesi, così fuori luogo, è proprio l'odio. Questa guerra dei sessi che esplode ogni qualvolta si verificano fatti di cronaca di questo tipo, ma che in realtà è in atto da tantissimo. Lo vediamo anche con la propaganda gender, dove praticamente il distinguo tra maschio e femmina è diventato qualcosa di assurdo, di abnorme, dove ovviamente c'è sempre questa criminalizzazione dell'uomo in quanto uomo, ma il colpevole deve essere ovviamente punito. Io sono per l'ergastolo, figuriamoci, quindi decisamente non sono per delle pene che possono aggirarsi dai 20 ai 30 anni, non mi interessa. Io penso che una persona, se uccide, non può essere assolutamente reintegrata nella società. Sarò estremista, ma decisamente non posso essere tacciata di un attivismo, ma dico soltanto che solo chi è colpevole deve pagare, quindi gli uomini non devono assolutamente chiedere scusa di nulla, e se vogliamo chiunque è potenzialmente un killer, ma non in quanto uomo, questo mi pare ovvio. I valori ideologici delle femministe, ripeto, non sono assolutamente risolutivi. L'odio, lo sappiamo, non produce nulla di buono, e quindi fomentare questa campagna discriminatoria nei confronti dell'uomo occidentale, io penso che sia assolutamente fuori luogo. E perché? Mi viene da pensare che le femministe non vogliono assolutamente stanare questa situazione, perché l'odio appunto alimenta questa guerra fra noi donne e voi uomini, evidentemente. Ovviamente con delle eccezioni meravigliose, perché per fortuna non siamo tutte uguali, non siamo tutti uguali. L'odio non è risolutivo, di conseguenza si vuole fare propaganda, si vuole avere carne sulla quale poter propagandare, appunto, poter fare della becera politica. Perché andando a risolvere o quantomeno a ridurre drasticamente questo problema della violenza sulle donne, che poi c'è anche sugli uomini la violenza, magari è una violenza più di matrice psicologica, ma esiste assolutamente. Risolvendo il problema, le femministe dovrebbero adattarsi ad uno status quo di società molto più sana, dove l'uomo è uomo e la donna è la donna, e le signore femministe non penso che vorrebbero ripristinare questo sano status quo. Ecco perché non vogliono risolvere il problema, e mi spiace dirlo, penso che siano ben contente, ovviamente non delle persone che muoiono, ma di tutti questi fatti di violenza, di aggressioni, che permettono loro evidentemente di avere pane per i propri denti. Insomma, questo è in realtà quello che accade. Quando si tratta invece di vero patriarcato, che risiede in sacche residuali, minoritarie della nostra società, ma soprattutto di culture e subculture che noi abbiamo importato, quindi il caso di Saman, ci sono tutte queste manifestazioni, non c'è questa mobilitazione. E come mai? Quando vengono aggredite, uccise, malmenate, sottomesse le donne musulmane, le femministe non dicono nulla, acconsentono tutto questo. E tra l'altro, e chiudo riguardo a questo argomento del quale dovremmo parlare ore e ore e ore, questo non basterebbe neanche, la figura di questi killer, di Impagnatiello, di Turetta, non è assolutamente ascrivibile alla categoria uomo forte, uomo violento, in quanto violenti ovviamente lo sono, ma lo sono perché sono deboli, sono persone che hanno dei disturbi gravi psicologici, sono persone che devono essere curate.
non è un problema culturale, ma è un problema psicologico, mentale, psichiatrico, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo. Le cose vanno chiamate col loro nome, la cultura non c'entra nulla e questi sono figli del nostro tempo, di questa società dove c'è lo smarrimento, dove non si capisce l'uomo che cosa debba essere e cosa non debba essere, la donna è virilizzata, quindi la donna è sempre più aggressiva, sempre più incattivita, sempre più mascolina in ogni sua forma e manifestazione, anche verbale. Ovviamente questo caos, questa confusione, questo smarrimento di valori, non ci sono più sogni, si vive di social, di like, di TikTok, di cavolate di questo tipo, produce questo. L'incapacità anche di distinguere un rapporto sano da un rapporto malato. Quindi prima dell'educazione affettiva dovremmo, a mio modesto parere, insegnare a fare un sano distinguo tra quello che è giusto e quello che è sbagliato. Un amore tossico non è un amore, evidentemente, è dipendenza affettiva, è qualsivoglia altra cosa, ma non è amore. Quindi questa è la sana educazione che andrebbe fatta e non, come sentivo stamattina, invitare i bambini a frequentare la ludoteca gender fluid dove sei maschio e non puoi giocare con le macchinine perché è discriminatorio, perché altrimenti diventeresti veramente un futuro chissà che cosa, ma devi giocare con la bambola che però non si capisce se sia maschio o femmina perché ha la tutina azzurra, però ha il fiocco in testa perché adesso l'azzurro e il rosa sono discriminatori. Ecco, questa è la società nella quale viviamo e noi non ci stancheremo evidentemente di denunciarla. Per quanto riguarda invece quello che è accaduto appunto in Francia, notizia ai telegiornali non se ne è parlato per niente, notizia del 21 novembre, l'odio verso i bianchi, un attacco con coltelli e mannaie, un morto, come dicevo prima, Thomas di 16 anni, un liceale giovanissimo e 20 feriti in un piccolo villaggio vicino a Grenoble. Cosa è successo? C'è stata una banda insomma di extracomunitari di seconda generazione, stranieri di seconda generazione, possiamo chiamarli in tutti i modi, comunque sono proprio loro, sempre gli stessi, che sono appunto intervenuti in maniera così violenta con l'intento di uccidere quello che è il ballo d'inverno, quindi la festa di questo piccolo villaggio. Lo scontro evidentemente di natura razziale ma contro i bianchi stavolta e non solo stavolta. Lo slogan è stato siamo qui per accoltellare dei bianchi, quindi un vero e proprio attentato, però essendo la vittima un povero ragazzo bianco, chiaramente non se ne è parlato come si sarebbe parlato nel caso fosse stato un ragazzo di colore o un immigrato o quant'altro. Violenza a Milano, questa è una notizia del 22 novembre, come giustamente accennavi, la ragazza 19enne che è stata molestata anche lì da un nordafricano senza documenti in piazza della Scala. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo con il gesto appunto di allarme, insomma allerta di violenza in corso, il segnale appunto con le mani che abbiamo iniziato e imparato ai noi a conoscere. Mhm. Insomma questa ragazza diciamo che è stata messa in salvo appunto da una dipendente del McDonald's di Via Torino, però insomma diciamo che ha scampato veramente un guaio notevole, sicuramente sarebbe andata a finire malissimo. Algerini stupratori, altra notizia stavolta del 18 novembre, orrore a Novara, 2 ragazzine sono scappate da una comunità a Milano nella quale vivevano e 2 uomini di nazionalità algerina, appunto, 2 trentenni, le hanno così irretite e le hanno drogate, molestate, insomma hanno fatto di tutto questo all'interno di una casa abbandonata. Questi algerini ovviamente irregolari erano già riusciti ad arrivare a Fiumicino, erano pronti per scappare, fortunatamente sono stati arrestati. E insomma, caro Sammy, diciamo che questa settimana purtroppo ci ha restituito fatti di cronaca e notizie, aggiornamenti davvero, davvero raccapessanti. La cosa che mi fa davvero tanto arrabbiare è che non si voglia guardare in faccia la realtà, ma si voglia alimentare questa propaganda che non ci porterà assolutamente a risolvere il problema, ma ad essere sempre più in guerra fra noi. Ecco, io spero che ci possa essere un risveglio delle coscienze e anche un po' dello spirito, perché soltanto insomma la ripresa dei valori, di quello che è giusto, di quello che è sano, di quello che i greci definivano il kalos kai agathos, il bello e il buono, possono effettivamente salvarci da questa cultura della morte che purtroppo ci circonda. Parole sante quelle di Chiara Soldani e io aggiungo ci vuole
più patriarcato, più matriarcato, più famiglia con la F maiuscola, cosa quasi impossibile certamente, perché ormai abbiamo altri interessi e non abbiamo più voglia né tempo di seguire i nostri figli. Per fortuna stanno sbloccando i fondi per lo psicologo e quindi siamo tutti contenti, manderemo i nostri figli dallo psicologo, magari anche a dormire, facciamo una versione collegio dallo psicologo. Si scherza ma non troppo. Io ringrazio da leggifuoco.it, anche in versione cartacea si chiama Fuoco, Chiara Soldani. Grazie Chiara. Grazie a te Sammy, un saluto a tutti, buon weekend. Buon weekend, buona controinformazione, questa volta cattolica signori, già, andiamo su informazionecattolica.it, ci dice le ultime notizie Pietro Licciardi. Ben ritrovato Sammy, e un salutone a tutti gli ascoltatori. Allora, apro con Antonella Paniccia che si sofferma sulla vicenda di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, purtroppo ancora l'argomento del giorno, per dire che ancora una volta c'è chi si è trasformato in un implacabile giudice forcaiolo o chi ha strumentalizzato questa violenza per avvallare l'ideologico femminicidio. Altri invece reclamano a gran voce l'insegnamento di una nuova disciplina a scuola, l'educazione sentimentale, e magari sono le stesse persone che hanno applaudito all'introduzione delle micidiali teorie gender sin dalla scuola dell'infanzia. Nessuno però, continua Paniccia, ha colto il cuore della questione, che è riassunto dalle parole del cardinale Joseph Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, ovvero: dove Dio non è più temuto, gli uomini diventano tremendi, terribili l'uno per l'altro. A quanto pare neppure il conformista ministro Valditara ci ha accolto con la sua uscita sull'educazione alle relazioni. In due editoriali, uno mio e uno dell'ex insegnante Francesco Bellanti, intitolato "Anche Valditara sta seguendo una linea balorda e pericolosa", spieghiamo il perché. Quindi invito a leggerli. Diego Torre invece attribuisce le violenze del deprecato maschilismo al consumismo e al relativismo. Riflette infatti Torre: possedere una donna come oggetto di desiderio, violentarla, colpirla, ucciderla se in qualche modo essa vuole svincolarsi dal ruolo di oggetto, è da uomini maturi, veramente virili, responsabili, cavallereschi, che guardano a qualunque prossimo con il dovuto rispetto, che sanno fondare, mantenere e reggere una famiglia impreziosita dai figli? O non è forse da adolescenti, anche a 60 anni suonati, viziati e consumisti, pretendere lo sfruttamento di persone e cose ai fini del proprio piacere? E non è forse da bambini capricciosi giocare finché il giocattolo piace e soddisfa, per distruggerlo quando non risponde alle loro esigenze e non interessa più? Conclude Torre: la postmodernità sta educando milioni di persone alla morale consumista e relativista. Cerchiamo lì la causa dei femminicidi e non nella famiglia cosiddetta patriarcale, dove il marito doveva amare la moglie fino a dare la vita per essa. Eleonora Bonfanti, la nostra più giovane collaboratrice, prende invece spunto dalle strumentalizzazioni fatte sulla morte di Giulia e sul fatto che, secondo certe e certi individui, oggi l'essere maschio sia una sorta di peccato originale, una cosa di cui vergognarsi nel profondo, per dire che dovremmo farci tutti un esame di coscienza, uomini e donne, perché è evidente che la società è la società ad essere malata e non si tratta della società patriarcale o maschilista. Eleonora parla di una società che ha cancellato la definizione di amore dai propri vocabolari, che non sa più minimamente che amare non è voler bene a qualcuno, ma è volere il bene dell'altro. L'articolo merita una lettura integrale, ma mi limito a questo passaggio.
Mi guardo intorno, scrive Leonora, e mi accorgo che sono davvero poche le persone che sono ancora capaci di amare. Dell'amore vero nessuno parla più. Le serie TV, i film, i libri ne storpiano il significato. Nell'immaginario collettivo l'amore viene visto solo come un sentimento, una passione, un desiderio. Lo si vede anche da quanti rapporti finiscono con un non mi dai attenzioni o un non ti prendi cura di me. Ecco, il punto è proprio questo. L'amore vero è dono di sé e fare il bene dell'altro e non la narcisistica soddisfazione dei propri bisogni o desideri. Tutte cose che bisognerebbe spiegare e insegnare a tutte quelle sciacquine che blaterano da ogni parte di educazione all'affettività, ma che dovrebbero andarsi a educare loro per prime. Personalmente chiudo questa ampia parentesi invitando una buona volta a farla finita con l'uso dei termini ideologici e non suffragati dai fatti. Infatti si leggano le statistiche del Viminale come femminicidio, perché a forza di ripetere a pappagallo gli slogan della sinistra, poi si comincia a pensare come loro e non è bello. Passando ad altro, Alvise Parolini mette in guardia sulla deriva poliziesca dell'Unione Europea. Come riporta il quotidiano web Usque Tandem in un articolo dell'8 novembre, mercoledì scorso c'è stata la votazione in plenaria per avviare formalmente la trasformazione dello Statuto europeo. Da quel momento la Commissione europea, che governa l'Unione, entrerà in interdipendenza con una commissione giuridica apicale permanente e si avvarrà di un esercito a sua esclusiva disposizione. Tale mossa, se fosse approvata secondo l'agenda europeista, porterebbe certamente ad un allineamento del sistema amministrativo di giustizia e di difesa nella direzione di quello che Aristotele nel suo trattato sulla politica definiva la politia, ovvero lo stato di polizia. Giampiero Bonfanti ha intervistato l'avvocato Gianfranco Amato, che ha partecipato a Lissone ad un convegno dove si è parlato di gender e di derive totalitarie. Ebbene, tra le altre cose, Amato ha ricordato come la morte di Indi Gregory, assassinata dai giudici inglesi in nome del best interest, ricorda tanto il progetto Action T4, ovvero lo sterminio degli handicappati che Hitler definì morte per pietà, per misericordia, nel miglior interesse del malato, best interest. Non solo, ma i primi a pensare all'eugenetica e alla soppressione dei non degni di vivere non sono stati i nazisti, ma proprio gli inglesi. La britannica Marie Stoppers, che è stata la prima e vera razzista, è stata maestra e grande amica di Hitler, il quale la considerava un vero punto di riferimento da cui ha imparato molto ed è stata invitata come ospite d'onore al primo congresso della razza che si è tenuto a Berlino. E insomma, pare proprio che i britannici abbiano nel loro DNA l'omicidio dei più deboli e Indi Gregory e tutti gli altri bambini che l'hanno preceduta sono vittime, secondo Amato, di questa loro forma mentis. Chiudo con Angelica La Rosa, che ci dà la buona notizia della vittoria alle elezioni in Olanda di Geert Wilders, euroscettico e anti-islamista, il cui partito ottiene la maggioranza relativa in Parlamento. Anche se sarà difficile formare un governo, diminuisce comunque in Europa l'influenza nefasta delle sinistre e c'è da sperare che nel 2024, quando si voterà per le europee, anche a Bruxelles le sinistre si levino dalle scatole, rendendo possibile un processo di rigenerazione di questa sempre più bolscevica Europa, come avvertiva il dissidente russo Vladimir Bukovsky. E con questo anche questa settimana, caro Semmi, è tutto. E che amano tutto ancora di più. Se vi abbiamo titillato con notizie che non avete sentito o letto da nessun'altra parte, ora tocca a voi. Fate un giro sul sito informazionecattolica.it o cercate quei bacchettoni di informazione cattolica sui social come Facebook. Basta scrivere Informazione Cattolica. Grazie Pietro Licciardi, come sempre, buon weekend. Grazie a te, Sammy, un salutone a tutti gli ascoltatori.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un altro spettacolo, noi lo facciamo ogni giorno sulle frequenze di Radio Libertà e voi lo fate con noi perché potete entrare in onda quando volete chiamando il nostro centralone allo 0292947222 o inviando messaggi WhatsApp a qualunque ora del giorno o della notte, sempre acceso, al 346 642 7756. Lei si chiama Serena Schintu, la sua ultima canzone anche con un bel video si intitola appunto Un altro spettacolo, cantautrice sarda che ha intrapreso la carriera da indipendente, vive di musica, 15.000 follower, ma certamente molto carina e interessante da ascoltare. 14.35, salutiamo il sito Dagospia che ci ricorda come il patriarcato di cui si parla ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, è in attesa di andare alla ludoteca gender fluid, mi scrive qualcuno. Ma cosa avete da fare oggi pomeriggio? Andate alla ludoteca gender fluid. Il patriarcato, scrive Dagospia, che sinistrati e femministe non vogliono vedere, è il patriarcato islamico. Lo vogliamo ricordare che gli ultimi 3 casi di cronaca che riguardano violenze su donne in Italia vedono come aggressore uomini di origine nordafricana? La ragazza aggredita nell'androne di un palazzo a Firenze, quella che in un McDonald's di Milano si è salvata grazie al gesto antiviolenza, quella sfregiata con l'acido dell'ex a Erba, coincidenze sicuramente. I dati Istat dicono che il 33% delle violenze sessuali in Italia è commesso da immigrati, che sono il 4% della popolazione. Quindi vuol dire, diciamo, che sono
soggetti abbastanza attivi su questo fronte? Non scherzare, Sammy Varin, ci mancherebbe. Fammi ricordare questa cosa a proposito, uno sai, dice la battuta, la dice fino in fondo, la porchettata di Natale. Tu dici, cosa c'entra questo con gli immigrati? Non c'entra niente, ma c'entra. La porchettata di Natale, lunedì 4 dicembre a Modena, nel locale Fuori Città, organizzato dalla Lega, con l'europarlamentare Paolo Borchia e tutti gli ospiti locali, da Guglielmo Golinelli a Matteo Rancan, Stefano Bargi, il sindaco di Sassuolo Francesco Menani, Alberto Greco, Simona Magnani. Porchettata di Natale lunedì 4 dicembre alle 20 al Fuori Città di Modena. Chiudo la parentesi. E siccome è venerdì pomeriggio e lasciatemi parlare di qualcosa di veramente interessante, che non sono certamente le terribili notizie che le agenzie continuano a sputare su ogni fronte. Adesso in apertura c'è la benzina, signori, la benzina che non è mai costata così poco. È una terribile notizia, ma la capisci? Cioè Repubblica la mette in apertura come per dire siamo nella merda. La benzina non è mai costata così poco. Perché? Perché non è una buona notizia? Perché vuol dire che c'è meno richiesta. State andando tutti in giro con l'auto elettrica? Ma che bravi! E la benzina costa sempre di meno. È una notizia brutta per gli amici di Repubblica, giornalisti professionisti. È una brutta notizia. Sappiatelo. No! Vi parlo di qualcosa di più interessante, medicina e salute, un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti praticamente ogni giorno. Ho in linea un dottore che ci spiega qualcosa che magari volevate conoscere ma non avete mai avuto il coraggio di farlo. Salutiamo il dottor Nicolò Mevio. Ciao Nicolò! Sì, buongiorno Sammy, è un piacere essere collegato con voi. Grazie. Un saluto a tutti. Grazie, gentilissimo. Il dottor Nicolò Mevio è dirigente medico Torino all'ospedale Niguarda di Milano e lo abbiamo disturbato nel vero senso della parola, nel senso che ha appena finito un'operazione, mi pare. Nicolò, cosa hai operato? Di cosa si trattava, se si può dire? Ma sì, nella fattispecie stamattina abbiamo fatto diversi interventi, l'ultimo dei quali era per l'appunto una problematica di sinusite cronica con poliposi, insomma, quindi un paziente che aveva tutta una serie di disturbi che l'avevano portato a non essere soddisfatto dalla terapia medica e per cui è stato necessario un intervento chirurgico. Vedi, e subito praticamente siamo entrati in argomento, perché in molti ascoltatori spesso e volentieri ci chiedono di fare quattro chiacchiere con un medico, con un dottore su varie argomentazioni, e poi chiaro non sempre è facile trovarci. Appunto oggi miracolo perché avevi finito di operare per un attimo e quindi ci regali qualche minuto, ma era proprio di questo che volevo parlare, la sinusite, che è un qualcosa sulla quale stiamo passando magari un po' tutti quanti. Molto spesso non ci diamo tanta importanza, non capiamo bene i sintomi, o forse li capiamo ma diciamo sì, vabbè, va bene lo stesso, sopportiamo. Allora vogliamo spiegare bene ai nostri ascoltatori che cos'è la sinusite, quali sono i sintomi della sinusite, ma soprattutto quale può essere, andiamoci subito sopra, quali possono essere i campanelli d'allarme quando effettivamente è opportuno farsi visitare da uno specialista? Mevio, a te. Bene, allora, visto che le domande sono tante, certamente di problematiche nasali questa è una delle stagioni, quindi ovviamente non parliamo di un banale raffreddore, ma parliamo di pazienti che accusano ripetutamente problematiche nasali, in cui quindi i disturbi vadano anche a prolungarsi o a ripetersi
del tempo, e questo quindi comporta tutta una serie di disagi anche nella propria quotidianità. Pensiamo all'olfatto, al gusto, ma anche ha un impatto sulla qualità del sonno e del lavoro. Chiaramente quando ci dobbiamo un po' allarmare? Innanzitutto quando magari si ha un ricorrente sanguinamento nasale, ma tendenzialmente da un lato, oppure quando i sintomi effettivamente sono da un lato solo. Generalmente quando abbiamo problematiche nasali abbiamo sintomi bilaterali. I sintomi classici della sinusite sono il fatto che il naso possa colare, si chiama questo rinorrea, anteriormente o posteriormente, che è uno dei sintomi più accusati dai pazienti, oltre alla difficoltà di respirare, e poi ovviamente si possono associare dolore alle varie parti del viso, cioè ai veri e propri seni paranasali, che sono delle caverne secondarie che si affacciano a quelle che possiamo immaginare come caverne primarie, che sono le fosse nasali. E quindi ci possono essere una serie di problematiche per cui i seni non riescono a ventilare in maniera corretta e quindi a svolgere il loro lavoro, per cui il muco possa lì bloccarsi e causare delle problematiche. È chiaro che va differenziata una forma acuta, che è quella magari che può essere conseguente a un raffreddore, per cui possa servire semplicemente anche un antibiotico, questo può essere gestito dal medico di base, ma occorre farsi vedere da uno specialista quando la problematica ricorre, quando quindi i disturbi impattino realmente sulla vita del paziente e quando quindi la terapia medica non sia più in grado di controllare questa problematica. Signori, stanno arrivando, ti interrompo un attimo perché stanno arrivando anche WhatsApp al 346-642-7756, ma se volete fare una domanda in diretta con il dottor Niccolò Mevio, medico Torino all'ospedale Niguarda qui a Milano, potete chiamare al volo lo 02 9294 7222. Intanto qualcuno mi chiede, e chiaramente non è una cura, ma può essere un sollievo per gli stadi meno importanti di sinusite, se andare alle terme, che è un po' la classica cura che anche della nonna, è la prima cosa che ci dice, ma sì, vai alle terme, e ti ci manda magari anche il medico, se andare alle terme può servire, tra virgolette, a qualche cosa, almeno come sollievo, dottore. Sì, dunque, la medicina in realtà, passatemi un po' il termine, vive un po' di mode. In realtà in passato andavano molto le cure termali. Io ho anche durante la mia carriera fatto un periodo lavorativo alle terme, dove appunto ho esercitato prima di avere una posizione stabile in ospedale. Vi devo dire che in effetti, a mio parere, un aiuto lo danno. È chiaro che ha molto più senso fare delle cure termali in un centro dove le fonti siano attive, piuttosto che andare ad eseguire cure termali dove l'acqua sia portata da una fonte, perché ovviamente si perdono un po' le proprietà salubri, insomma, delle acque termali. Però certamente è un qualcosa che può aiutare. È ovvio che non è tutto questo in grado di cambiare la partita, ma è una cosa che aiuta. E inoltre mi permetto di dire anche che non è una cosa molto conosciuta, ma tutti i cittadini italiani hanno la possibilità una volta all'anno di eseguire in convenzione col sistema sanitario dei trattamenti termali. Quindi sì, certo, questa è una buona idea, così come ovviamente le prime linee terapeutiche riguardano chiaramente le terapie mediche come i lavaggi nasali o diversi tipi di spray, di cui solitamente si parte con gli spray cortisonici locali. Però ci sono anche alcuni casi ovviamente dove invece è necessario pensare alla chirurgia e quando e come possiamo studiare meglio i pazienti. Innanzitutto i pazienti devono essere tutti sottoposti a un esame che si chiama endoscopia nasale. Questo deve essere fatto da un otorino, non è più possibile visitare i pazienti come veniva fatto un tempo, ma sostanzialmente vanno esplorate con delle piccole telecamere le fosse nasali dei pazienti per andare a comprendere quali possono essere i problemi. E accanto a questo va eseguito un attacco del massiccio facciale senza contrasto e non più le lastre del massiccio facciale, che tanto erano care un po' ai medici di base di un tempo, ma che oggi non sono più sufficienti per studiare questi pazienti. Quindi signori, siamo nel 2023, anche gli esami da fare in caso di sinusite sono cambiati, magari anche semplicemente rispetto a 10-20 anni fa, è vero Mevio? Assolutamente. Inoltre mi piace ricordare come in realtà proprio per questo argomento siamo in una nuova
si può davvero chiamare così, perché ormai da almeno 3 anni abbiamo avuto la possibilità di ottenere un'importante novità terapeutica per i pazienti con ad esempio sinusite con polipi molto gravi che non riuscivamo a portare a successo con le cure canoniche, diciamo, quindi medico-chirurgiche, che sono i farmaci biologici, che sono da utilizzare in casi ovviamente molto selezionati, non starò qui a dilungarmi, ma che fortunatamente anche il nostro sistema sanitario nazionale, che io amo molto e che in realtà ci dà tanto, permette a questi pazienti di arrivare a queste terapie, e questo ci ha permesso in realtà di aprire la nostra mente e di poter capire come sia molto importante dialogare molto di più con allergologi e pneumologi, e quindi il mio invito anche agli ascoltatori è di rivolgersi per queste problematiche a centri dove ci sia un concetto di multidisciplinarietà, cioè di dialogo tra gli specialisti. Bello. Mentre parli ci stanno inondando di WhatsApp gli ascoltatori al 346-642-7756. Naturalmente vi ringraziamo, non riusciremo a rispondere a tutti quanti. Allora, si passa dal fatto di russare la notte, qualcuno chiede se c'è un collegamento oppure no con la sinusite, e chiaramente se c'è un rimedio che sia effettivamente un rimedio, a qualcun altro che a proposito di nuove tecnologie, insomma questa è una cosa con cui dovremo fare i conti tutti quanti nei prossimi anni, quanto sarà utile l'intelligenza artificiale che sta entrando un po' in tutti i campi, ma da quel poco che capiamo nel campo medico forse potrebbe essere davvero utile, se non utilissima, non dico solo per fare le operazioni a distanza, per le quali viene forse già utilizzato il 5G eccetera, ma proprio per capire meglio quale può essere il problema, quale può essere la cura, attingendo da tutte le fonti mondiali immediate di internet, anche se mi pare che siamo ancora poco aggiornati per quanto concerne l'intelligenza artificiale. Ma qua mi fermo e lascio spiegare al dottor Niccolò Mevio. Niccolò. Intanto vi ringrazio, sono 2 bellissime domande. Dunque, il russamento e le apnee in generale sono un argomento molto caldo, tanti pazienti che arrivano in effetti riferendo questi disturbi. Sì, c'è sicuramente un collegamento con il benessere del naso. È chiaro che se facciamo stare meglio il naso possiamo avere un'igiene del sonno migliore, quindi un riposo migliore, ma in realtà il naso non è proprio il vero protagonista. L'argomento russamento con eventuali apnee è molto complesso, molto complicato, non è solo operando il naso, anzi non è operando il naso che si risolve il problema. Certamente lo si può migliorare, ma c'è tutta una dinamica, una problematica spesso legata a delle problematiche magari del palato o di parti più basse della gola, o piuttosto al sovrappeso. La prima cosa che consigliamo ai pazienti che hanno questi problemi è di cercare di ridurre il proprio peso, e questo andrà certamente a migliorare anche la dinamica del sonno. Però ovviamente è ben dimostrato come se il naso funziona meglio, allora funzioni meglio anche il riposo notturno. Per quanto riguarda invece la domanda sull'intelligenza artificiale, sì, ci stiamo affacciando a questo nuovo grande scenario. Ci sono tanti studi in atto, e ne abbiamo tra l'altro parlato anche a uno degli ultimi nostri congressi nazionali degli ospedalieri di otorinolaringoiatria. Gli spunti sono tanti, al momento in realtà l'intelligenza artificiale può essere più attiva nel confrontare studi scientifici, nel confrontare i pazienti, però delle idee già ad esempio sulla classificazione attraverso immagini ad esempio endoscopiche delle problematiche nasali sono in corso d'opera. Chiaro che servirà ancora del tempo, c'è qualcosa sulla radiologia. Per quanto riguarda la sala operatoria, in realtà già siamo molto molto avanti. L'Otorino fortunatamente ha grandemente beneficiato delle evoluzioni chirurgiche, della tecnologia, e negli ultimi 20 anni è una chirurgia, quella otorinolaringoiatrica, che è cambiata davvero radicalmente. Soprattutto magari mi riferisco anche a quella che magari svolgo di più, che è quella nasale. Cioè noi oggi siamo in grado davvero di operare anche dei tumori che arrivano anche a livello cerebrale, come i neurochirurghi, cose che anche solo 15
magari 20 anni fa erano poco pensabili. Però certamente l'intelligenza artificiale ci darà una grossa mano e noi chirurghi siamo sempre ben contenti e entusiasti di provare tutte le novità. Signori, quindi qualunque disturbo magari abbiate cercato di risolvere tanti anni fa, sappiate che oggi funziona tutto diversamente, molto meglio, i risultati sono ben diversi da 10-20 anni fa, quindi è il caso di farvi nuovamente avanti e magari contattate direttamente il dottor Niccolò Mevio, dirigente medico Torino all'ospedale Niguarda di Milano. Dottore, ti possono trovare? C'è una mail, è possibile contattarti privatamente, prendere un appuntamento? Sì, assolutamente sì. Gli ascoltatori, se avessero bisogno, possono scrivere alla mia mail istituzionale che è la seguente: Niccolò con 2 C senza accento, quindi Niccolo.mevio @ospedaleniguarda.it. E io non posso Dimmi. In ogni caso i contatti sono sul sito di Niguarda, che è un sito molto, molto ben fatto, molto ben eseguito, quindi se ci fossero domande potete ovviamente scrivermi. Io ti ringrazio anche perché sono tanti messaggi che chiedono un po' di tutto e poi naturalmente stiamo parlando dell'ospedale Niguarda di Milano, che è uno degli ospedali più importanti e che funzionano meglio del nostro paese. Dottor Mevio, è stato veramente un onore e magari avremo occasione di fare altre chiacchierate nelle prossime settimane, tra un'operazione e l'altra, quando ci sono 5 minuti di tempo. Grazie, dottore. Grazie a voi, con grandissimo piacere. Buona giornata e buon pomeriggio. Grazie, buon lavoro al dottor Niccolò Mevio. Abbiamo parlato di qualcosa di molto utile, certamente ancora più utile ricordarvi che oggi è il razzista che c'è in me, lo ricordo soprattutto, oggi è il Black Friday e vai e c'è lo sciopero di Amazon no, Sammy Varin, che triste notizia, no, non succede niente. Amazon ha già detto che sì, ce n'è qualcuno che si è dato malato, ma stanno lavorando tutti quanti, quindi comprate pure, non c'è problema. Sì, ci sono proteste al principale hub di Amazon Italia qui a Piacenza, ma pochi ordinate pure. Ciao da Sammy Varin, buon weekend, a lunedì ore 13.